Il nodo del Bosco dello Sport di Tessera si scioglierà tra un mese, quel mese in più che la Commissione europea si è presa per decidere se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano essere spesi per la costruzione di uno stadio da calcio e di un palasport, un progetto sul quale peraltro è arrivato anche un ricorso al TAR di Italia Nostra. Il governo, d'intesa con i sindaci e con i ministeri dell'Interno e dell'Economia, detto il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, predisporrà delle risposte di chiarimento sui progetti sotto esame, auspicando che si trovi una soluzione. Se Bruxelles prende tempo, il mondo politico veneziano è già da tempo diviso su come spendere i fondi del PNRR in città. È impensabile, e infatti non accade così in nessuna parte d'Italia, che un intervento del genere di milioni di euro sia finanziato completamente dal pubblico senza alcun intervento privato e di fatto avendone in realtà un beneficio soprattutto appunto le società private. Da questo punto di vista quindi non ci sorprende ecco, la bocciatura o comunque le critiche da parte dell'Unione Europea o i dubbi rispetto a tale tipo di intervento. Oltre che per il Bosco dello Sport di Tessera, altre perplessità della Commissione europea sull'uso dei fondi del PNRR in Italia riguardano il loro impiego per ristrutturare lo stadio Artemio Franchi dove gioca la Fiorentina, ma l'asse tra Venezia, Firenze e il governo, sostengono Cafarsetti, chiarirà ogni dubbio. Il sindaco Brugnaro, insieme ai colleghi dell'ANCI e al collega di Firenze Nardella, si sono già sentiti con il ministro Fitto e faranno, tutte le precisazioni del caso sugli ulteriori documenti richiesti dalla Commissione europea. Siamo fiduciosi che il ministro Fitto, comunque il governo italiano, che avevano già dato l'ok e già approvato i progetti del PNR, tra cui il Bosco dello Sport di Venezia, possa continuare ad andare avanti e possa anche dare quella spinta decisiva affinché si arrivi all'approvazione finale.